Eccoci insieme, ben ritornati cari telespettatori qui con noi, ben ritornato anche quest'anno l'ingegnere Federico Maritan, grazie di essere nostro ospite, direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza del lavoro di Vega Engineering. E quindi parliamo di nuovi elementi che abbiamo a disposizione relativamente agli infortuni mortali sul luogo di lavoro o anche in itinere. Ci sono sempre numeri che preoccupano, però sembra che le tendenze si siano un po' invertite, facendo un bilancio complessivo dell'anno appena trascorso 2016 su 2015. C'è sempre però l'aspetto negativo, si tratta di morti bianche, si tratta di fatti che non sarebbero dovuti mai accadere, che però continuano a verificarsi, nonostante la perplessità di molte persone che dicono come è possibile, ci sono tutti i presidi di sicurezza possibili e immaginabili a disposizione, ci sono delle normative anche abbastanza cogenti, cosa manca, cosa non c'è, manca l'attenzione, manca il controllo, manca l'esperienza, la perizia, insomma come è possibile? Allora vediamo di capire innanzitutto questi elementi, questi dati, capire anche delle risposte, perché poi giustamente noi supportati da Vega Engineering portiamo dei dati, poi dietro c'è tutto un lavoro anche di rielaborazioni per portare delle possibili soluzioni poi sul lavoro, perché voi fate anche dei corsi formativi e dei percorsi per cercare di evitare poi di avere questi numeri a disposizione. Ingegnere, prima di incominciare il nostro excursus insieme con tabelle, dati che comunque ci danno uno spaccato di una realtà, vediamo insieme delle interviste che sono state fatte tra le persone. Sono ancora molti i casi, insomma, di infortuni spesso anche mortali. Qua il problema dove sta? Insomma, cosa si potrebbe fare? Si spera sempre che i datori di lavoro cerchino di porre delle regole chiare che valgono per tutti i lavoratori dal punto di vista della sicurezza, poi dei contratti. Bisogna fare della prevenzione, la prevenzione sull'utilizzo, su come devono essere utilizzati i prodotti che si devono usare quando si lavora. Ci vogliono tutte le accortezze, bisogna usare tutti quanti le protezioni innanzitutto, perché vedo che insomma può succedere e succede. Non vengono osservate le regole, bisognerebbe controllare molto di più le imprese che sono iscritte al registro, alla Camera di Commercio come esercitanti tale attività e vedere se sono a posto. C'è già una cultura a livello di quadri, diciamo, piani formativi, però poi fondamentalmente manca l'azione. Oggi cosa si potrebbe fare di più? Basarsi un po' sull'onestà degli imprenditori è la prima cosa, cioè il profitto, guardare con meno cupidigia questo profitto e pensare che hai con te delle persone che a casa hanno una famiglia. Le aziende devono fare un po' di più, noi operai, le aziende devono fare di più. Purtroppo in Italia il costo del lavoro è molto alto e quindi molto spesso gli imprenditori cercano di risparmiare su questo aspetto del lavoro. Molto dipende anche dalle persone che tante volte sono obbligate a fare determinate cose però non le rispettano purtroppo per loro. La formazione e l'informazione, oltre che seguire le regole, insomma. Uno spaccato interessante, cosa ne dice ingegnere? Sono tutte cose corrette, sacrosante. Ognuno ha colto un aspetto importante che poi messi insieme in effetti ci spiegano il problema, no? Ancora al giorno d'oggi, perché purtroppo spesso abbiamo la tendenza di semplificare, no? Le cose, quindi dire c'è un problema e c'è una soluzione. In realtà poi questo è un problema con tante sfaccettature e le soluzioni sono tante, bisogna agire con tante di analizzarle, magari prima vediamo un po' i dati, poi magari io ho preso degli spunti da queste domande che sono state fatte, anche perché diverse mail ci sono arrivate nel frattempo. Assolutamente. E sostanzialmente vedo che riprendevano quello che dicevano i telespettatori, quindi ognuno per la propria esperienza, raccontando il proprio caso, però analizzavano proprio questo. Nella mia azienda non si fa prevenzione, nella mia azienda il corso sulla sicurezza, uno diceva è stato fatto e nessuno lo ascoltava, in
un altro i presidi ci sono ma sono nuovi di zero, cioè, quindi sono sostanzialmente quelle tematiche. Se uno poi andasse ad entrare in ogni realtà direbbe ecco perché poi succede qualche cosa, perché manca sempre un tassello, no? Non siamo mai completi nella filiera. Allora vediamo intanto, io direi di incominciare con i dati che intanto ci danno questo spaccato di realtà e spiegarli con tranquillità, poi nella seconda parte invece andiamo a rispondere alle interrogazioni dei nostri telespettatori e anche delle persone che sono state intervistate. Certo, allora se guardiamo i dati in realtà sembra che le cose vadano meglio, perché la tendenza è quella a una riduzione anche abbastanza importante tra il 2015 e il 2016. Ricordo i numeri in termini assoluti perché poi comunque parlare di migliaia di morti ricorda che insomma il problema è ancora molto importante, molto presente e va sicuramente questo, ma in virtù discusso. di una diminuzione di persone al lavoro oppure a parità o in aumento, perché anche questo è rilevante. Allora, purtroppo viceversa il dato sugli occupati non ce l'abbiamo ancora aggiornato perché non è ancora stato diffuso, per cui non sono in grado di dire in questo momento se le ore lavorate nel 2016 siano di più o di meno del 2015. Da anni diciamo col termine c'è la crisi si spiega un po' tutto, quindi verrebbe da dire siccome c'è la crisi si diminuiscono le ore di lavoro, però mi sembra che insomma ormai sono quasi 10 anni che c'è una crisi e credo che insomma la situazione si sia abbastanza stabilizzata. È vero però che sicuramente un settore come quello delle costruzioni, dove da sempre c'è la percentuale maggiore di infortuni sul lavoro e di infortuni mortali, è un settore che è effettivamente da anni in crisi, questo lo si vede, lo percepiamo anche dalla nostra esperienza. Io trovo molti miei colleghi ingegneri che si occupavano quasi completamente nella loro attività professionale di edilizia e adesso dicono devo fare anche altro perché ho più tempo, diciamo, perché ho meno richiesta, quindi sicuramente è un settore che ha subito molto questa crisi e quindi è un settore che avendo diminuito le ore di lavoro evidentemente ha anche comportato una riduzione degli infortuni. Questo spiega una parte della riduzione. Dico i numeri che così incominciamo anche a fissare alcuni quindi il grafico punti. Che vedevamo un po' lo spaccato, quello era credo il grafico a torte, esatto, che indica dove avvengono gli infortuni sul lavoro, perché anche questo poi diventa importante da analizzare per capire le cause, no? Cioè noi, per capirci, quando parliamo di infortunio mortale possiamo parlare di un infortunio mortale che avviene ad esempio all'interno dell'ambiente di lavoro, all'interno della fabbrica, piuttosto che in un infortunio mortale che avviene nella circolazione stradale. In occasione di lavoro senza mezzo di trasporto, cosa vuol dire per esempio? Ecco, questo è il caso, la parte appunto, azzurra è enorme, no? Sì, esatto, questo è il caso a cui accennavo prima, cioè l'infortunio che avviene all'interno per esempio della fabbrica o comunque dell'ambiente di lavoro, mentre ci sono attività lavorative come sappiamo che comportano anche il andare per strada, il condurre un mezzo e via dicendo, e queste sono attività lavorative tra l'altro anche tra le più a rischio, perché la strada è sicuramente un ambiente di lavoro a rischio. Ma sono quelli in itinere oppure sono anche qui ci sono sia quelli in itinere, naturalmente quindi vanno scorporati, perché ricordiamo col termine in itinere si intendono quelli che avvengono nel percorso da casa a lavoro e viceversa. Certo. Ma per capirci, il trasportatore, l'autotrasportatore, no, che sale sul suo automezzo e corre per 8 ore sul suo automezzo, e lui di fatto la sua attività lavorativa la fa esclusivamente sulla strada, quindi con un mezzo. Quindi nel momento in cui abbiamo un infortunio mortale, in questo caso, ecco che rientra tra quelli non di quella fascia che vediamo lì più ampia, ma diciamo nella fascia inferiore, quella rossa per capirci. Eccola là, infatti. Ecco. Quelli sono, diciamo, sommando. Uno lavora nel mezzo di trasporto, per cui tutto sommato può capitare, però percentualmente è abbastanza, anche questo è abbastanza rilevante. Insomma. Sì, sommando la parte blu e quella rossa, sostanzialmente abbiamo gli infortuni che avvengono durante, chiamiamolo l'orario di lavoro, quello diciamo all'interno dell'ambito del lavoro. E invece le altre due fasce che vediamo che rimangono sono quelle che indicano appunto gli infortuni che avvengono durante il percorso casa-lavoro e viceversa, rispettivamente la fascia viola con l'utilizzo di un mezzo di trasporto, la fascia verde senza l'utilizzo del mezzo di trasporto, perché uno può anche recarsi a lavoro diciamo senza l'automobile, ecco,
e quindi quella in realtà, vedete, è la percentuale minore. Ma dicevo, i numeri. Allora, nel 2016 il contatore si è per fortuna fermato a 1018 infortuni mortali sul lavoro. In Italia, sì. Stiamo parlando di tutto il 2016, da gennaio a dicembre 2016. L'anno prima lo stesso contatore si era fermato a 1172, quindi abbiamo una riduzione di 150 circa infortuni mortali. Però insomma una media di 3 al giorno. Sì, infatti io dico bene, c'è una riduzione importante, dopodiché il numero assoluto continua a essere un numero molto molto importante. Quindi non bisogna, diciamo, distrarre l'attenzione di tutti da questo obiettivo, che è quello di ridurre, mi viene da dire, a zero. Imponiamoci questo come obiettivo, a zero gli infortuni mortali sul luogo di lavoro. Dopodiché, per fare questo, naturalmente, quali sono le strade? Quindi meno 14,7%, questa è la diminuzione che rileva tra un anno e l'altro, quindi c'è un segnale positivo, sì. Pur in presenza abbastanza di questi fenomeni che continuano a verificarsi. Lei ha lo spaccato però anche delle realtà regionali, quindi sì. A livello regionale quali sono le regioni più rischiose, tra virgolette. La maggior parte degli infortuni, questo messaggio del telespettatore, sono dovuti a mancanza di attenzione e negligenza. Ovvio che dipende anche da mezzi speciali, magari obsoleti, ma spesso è sottovalutazione del pericolo. Che cosa ne dice? Di nuovo, è una corretta osservazione ed è vero forse nella maggior parte degli infortuni. L'infortunio avviene anche perché c'è una componente umana di distrazione, di disattenzione, di errore umano. Questo non significa che sia colpa dell'uomo, perché è chiaro che se io metto una persona in una condizione di difficoltà, di stress, di non possibilità di lavorare in serenità, con i mezzi adeguati eccetera, è più facile che sbagli, certo. E l'errore può anche essere un errore che determina poi un infortunio, quindi la colpa in realtà non è, perché dico questa cosa sempre per forza del lavoratore, ci mancherebbe, però inevitabilmente poi un lavoratore si va a far male perché in quel momento anche lui commette un errore, magari è messo nelle condizioni di commetterlo, certo, però sì. Anche lui sta commettendo un errore. È evidente che poi man mano che noi togliamo delle cause che comportano gli infortuni, arriveremo alla fine che rimarrà l'elemento umano quasi esclusivamente. Immaginiamo questo percorso, certo. All'inizio mancava la valutazione del rischio, per cui ci si faceva male inconsapevoli del fatto che ci si poteva far male, poi mancavano i dispositivi di protezione, poi mancava la formazione, e avanti così, ma a un certo punto rimarrà solo un elemento che sarà quello comportamentale. Ci sono delle aziende che sono molto avanti da questo punto di vista, che sono arrivate ad avere sostanzialmente zero infortuni. È un obiettivo raggiungibile. In quali settori però? Certo, in settori rischiosi? Dipende chiaramente, ma voglio dire, un'azienda che ha una linea produttiva con macchinari e quindi insomma non sto parlando di una linea di un'azienda di soli impiegati in ufficio, che si trova con zero infortuni a fine anno, voglio dire, non è una cosa così incredibile e anomala, ma zero infortuni vuol dire che non sono stati neanche infortuni in itinere, quindi c'è anche sicuramente una dose di fortuna, non sto parlando di infortuni però mortali, anche magari di attenzione, di allertamento, di attenzione, oppure di benessere aziendale, questa è un'altra componente. Quindi voglio dire, l'obiettivo è raggiungibile, quindi non pensiamo ma zero è impossibile, certo. È raggiungibile, però a questo punto quelle aziende incominciano a porsi il problema del comportamento delle persone, incominciano a cercare di agire su quello. Sì, perché comunque sono sempre risorse che vengono a mancare se uno vuole economicizzare, certo, monetizzare tutto con freddezza, certo, oltre l'aspetto umano. Certo, perché rimane quello come ultimo elemento da tenere sotto controllo. Anche perché ricordiamoci che il fatto di avere magari per qualche anno zero infortuni non significa che abbiamo eliminato la causa dell'infortunio. Certo. È chiaro che comunque una disattenzione o
una serie di eventi magari particolari che finora non si sono mai verificati potrebbero determinare di nuovo un infortunio, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Assolutamente. Mi è arrivato un messaggio prima che apro una piccola parentesi, vediamo se dalla regia cortesemente lo rimettono in onda, riguardava un po' il settore dell'agricoltura, di cui ricordiamo voi non avete i dati. A volte si vendono trattori anche omologati, ce ne sono poi controlli, mancano delle normali disposizioni di sicurezza. Com'è possibile che succeda nel 2017? Poi il responsabile è anche chi lo compra, che non sa e non controlla. Abbiamo questo spaccato dei trattori, quindi il settore agricoltura, ripetiamo, non è presente nei vostri dati, nelle vostre analisi. Sì, allora, correggo, vada. I dati di cui stiamo parlando noi adesso sono dati forniti dall'INAIL e l'INAIL chiaramente conta, diciamo, solo gli lavoratori che sono iscritti all'INAIL. Il settore dell'agricoltura è un settore che in parte non prevede l'obbligo di iscrizione all'INAIL e di conseguenza questi dati sfuggono. Sì, sfuggono, non è che è assente completamente, se uno va a vedere nelle statistiche compare anche il dato ma non in modo totale, ma cioè, diciamo che non compaiono tutti gli infortuni che avvengono nel settore dell'agricoltura. Ci sarebbe un'impennata. Sì, infatti perché io so che l'agricoltura è uno dei primi in assoluto, è tra i primi insieme con le costruzioni, per cui almeno per quel che riguarda gli incidenti non mortali ci davano i dati invalidanti, ma anche mortali. Se noi appunto contassimo tutti gli infortuni mortali che avvengono in agricoltura, anche magari a carico del lavoratore che coltiva il proprio campo, certo, no? E che non è assicurato lì a INAIL, scopriremmo che sono simili come numeri o molto simili a quelli delle costruzioni. Allora c'è la pubblicità, poi il discorso appunto che faceva il telespettatore relativamente ai trattori che non sono omologati o che non sono, questa è una responsabilità importante, cioè, perché magari si sottovaluta, per pagare di meno si prende un mezzo che magari non ha tutte le omologazioni, non ha tutti i presidi di sicurezza, poi le conseguenze sono veramente drammatiche, magari per il titolare stesso che lo prende, che lo utilizza, no? Assolutamente. Perché, comunque ne parliamo dopo la pubblicità, quindi pochi secondi poi siamo con voi.